Non la voglio facile. Viene sta parlando perché c'è un esempio da dire sì? Perché era? Aspirante. Primo anno. Vediamo ci allarghiamo lo zona. Sì. Ma c'è le fonte pure, no? La vita non è che c'è da mille. Era buono. Sarebbe bello così, no? Vedete noi che scendo man mano che vado dietro, faccio più forte. Che stavo contando? Perché vedi, ti sto scusando di là, perché voglio che la differenza tra corto e lungo sia non eccessiva. Come siamo partiti per lasciare la lunghezza? Siamo partiti per lasciare la lunghezza. Praticamente scusa, mi dice che passa tipo con te sul laterale del problema. Guarda, è sempre più lungo. Si riferiva tipo Bombay che la parte anteriore è sempre più lunga. Inquadratura, no? Per vedere la quadratura, perché poi non è proprio. Non c'è rotondità proprio. Non è diciamo, appunto per non farlo proprio uguale, no? Quando vuoi usare lo fumo ti sa. Quindi le lunghezze di questo taglio sono uguali comunque, la parte di sopra non hai allungato in avanti. Sì, come no? Hai allungato in avanti. Sì, vai. L'ho detto prima, no? Quando ho fatto la base, hai visto che sono andato qua a muro, poi sono sceso a scendere, no? Senti, quando faccio la spingo sempre Molto vicino. Parlando della persona dove? Un rasoio. Vedete questo taglio serve. Io passo sempre posso su. fare due tipi di acconciature molto diverse. So. Una me la accendo, l'altra poi la faccio bene. Perché I rasoi per dare un po' di morbidezza, non lasciarli molto. sì, perché togliere un po' di effetto crespo che rimane sul capello. Effetto coppola, dai. spettacolo. Comunque un rasoio rimane Hai visto sempre. maglie, cose simpatiche canaglie? Hai visto mai alfalfa? Comunque sto buono così, per non usare in scuola tagliatoi, no? Eppure non c'è qualche dono per arrivare così, ogni tanto c'è qualche dono. Anche solo io. Se gli chiatta bello il gelatino che non la. Il rasoio. E poi non faccio un esempio da cosa. Il rasoio lo sto usando più sulle parti laterali per addolcire. Perché Grida. sto sfilando e nello stesso tempo addolcendo le punte. Ecco. Addolcendo le punte. Quando giù specchio c'è un sangue. No, Solo sulle lunghezze sta lavorando con il rasoio? No. Metà ciocca. Da metà La metà ciocca
fino alla fine. La parte frontale rimane sempre lunga com'è oppure Sempre più lungo. la fai più asimmetrica pure? Cioè, facendo il ciuffo, questi ciuffoni a Susa, no? No, sto facendo, dipende. Uguale, con un ciuffo più lungo, che poi mi serve, poi faccio vedere perché. Mi siete dimenticati che quello che abbiamo fatto l'ultima volta? Questo taglio, a posto fare con la soglia, fai con la forbice dentata sopra. Si può anche fare con la forbice dentata, chiaramente la forbice dentata ti esce staccato la ciocca, qui invece viene a sfumare. Forse anche dalla morbidezza che Però tu, per esempio qui che lui ha tanti capelli, si deve anche fare la forbice dentata perché si alleggeria un po' di più. Io voglio fare con la soglia perché volevo farvi vedere che questo lavoro se si fa con la soglia esce più bello. C'è più lucentezza. Vi faccio vedere un taglio che ha un'acconciatura che non facciamo, ve la faccio vedere soltanto bagnata, perché poi dovete fare quella che voglio io. Questa è solo una trasformazione che si può fare. Questo c'è tutta a forbici. Allora, il taglio che Tutta abbiamo fatto forbici. è, se vi ricordate bene, l'ultimo taglio che abbiamo fatto, Taglio d'anti che si è fatto. solo che era un po' più corto di là, era ancora più esagerato. Adesso abbiamo lasciato un po' più lungo, Sì. era un po' più esasperato, vi ricordate, di sopra era più lungo, poi abbiamo fatto, Sì. l'abbiamo dato indietro, giusto? Poi un'altra cosa,
su questo taglio qua, la differenza fatto con le forbici, e fatto con la macchinetta, e fatto con la macchinetta. No, le giravare perché mo è leggermente più bassa della linea di cresta. Abbiamo sbozzato con la forbice. Possiamo anche farlo con il rasoio, possiamo farlo con la macchinetta. Ecco, il discorso qual è? La lunghezza che noi vogliamo, chiaramente per questa lunghezza farlo con la macchinetta era inutile. Perché rimane si mette anche uno spessore più lungo. No? Ecco, la differenza è quella che sto chiedendo, se è fatto con la macchinetta o fatta la sbozzatura la forbice. Comunque c'è più corto. Con la macchinetta, no, c'è anche quello lo spessore più lungo, comunque non cambia niente, No, è una questione di come uno poi vuole fare, però per quello che dobbiamo fare dopo vi faccio vedere. Se è troppo corto per quello che voglio fare io. Dobbiamo scusare, oppure lo lascia libero. Lo scrivo le cose, No. Capisci sta in faccia, guarda. Dove si va a scrivere? Se vi seguite un po' la televisione, c'è qualcuno che segue la televisione. Questo col passallino, col passallino, e si fa e si vede il personaggio. poi la direttore quello che messo prima a Tanto ancora mia sposa deve essere E poi fai questo affronto uguale nel sorpresa, non Taglio il colore poi. eh? Allora direttore, scusa, ma